Buongiorno e benvenuti a 7 in punto, prima parte di trasmissione che dedichiamo al teatro. Ho qui con me un gradito ospite di 7 in punto, un gradito ritorno, Cristina Palumbo. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Sempre molte rassegne teatrali. Non quelle canoniche, non quelle classiche. Lei, posso darti del tu, però non ci riesco a darti del lei, i telespettatori mi perdoneranno. Sempre cartelloni particolari che pescano tra il teatro d'avanguardia, tra le proposte più interessanti. E qui oggi sei per parlare di teatro ovviamente, ma anche per parlare nella fattispecie di Zero Infinito, Culture in Movimento. Di che cosa si tratta? Che cosa ci proponi? Cos'è questo cartellone che inizia, adesso non sto neanche cercando, il 31 ottobre. Il 31 ottobre con la Fabbrica dei Preti. Sì, allora Zero Infinito, stamattina un amico regista che è coinvolto nel programma mi ha detto: sai, io sono laureato in ingegneria, sono un ingegnere e per me Zero Infinito è un'invenzione sorprendente, e mi ha detto: sai, lo zero è l'origine dell'infinito, e nella semplicità di questa frase c'è moltissimo. Ecco, un pochino è il teatro che è così, no? Il teatro può essere l'origine di una lettura del mondo, della lettura del quotidiano, della lettura di un'esistenza, della lettura di una società, della lettura della storia, voglio dire, io credo ancora della vita. Credo ancora che il teatro può riprendere quel ruolo che aveva quando è nato in Grecia, di essere parte integrante, motore della polis e quindi della comunità. Detto questo, a Zero Branco, nell'Interland tra Mestre e Treviso, alle porte di Treviso, ma molto raggiungibile, nella campagna, c'è un sito molto interessante, sito di Villa Veneta, Villa Guidini, con gran parco, veramente bello, all'interno di cui c'era la Barchessa, chiaramente, che nel tempo è diventato un complesso di biblioteca, 20.000 prestiti l'anno per un paese di 11.000 abitanti. Prestiti cartacei? Sì, libri. C'è ancora quindi libri. La voglia di carta? Assolutamente sì. E auditorium che da oggi l'amministrazione ha battezzato finalmente teatro, di 300 posti, gradevole, di un bel rosso teatro con molto legno, quindi molto caldo. Ma perché dico questo? Perché con Zero Infinito abbiamo riflettuto molto sul luogo, sulla casa, l'abbiamo chiamato alla fine una casa per la cultura, e sinceramente nelle nostre aree provinciali, nei nostri territori, non sono molti, no? I comuni, le amministrazioni comunali che trovano la voglia di sfidare un investimento nei propri cittadini attraverso il teatro. Parli di casa come luogo dove fare le rappresentazioni teatrali, perché in qualche modo il teatro deve essere anche un elemento che permea le case, no? Quindi non soltanto il gran soirée ingessato a cui magari siamo abituati nelle stagioni canoniche, ma la necessità di avere un avvenimento come potrebbe essere, non lo so, la festa di piazza del paese, si va a teatro, che questa è una bella visione. Assolutamente sì. Un luogo dove può ancora accadere molto, se non tutto, un luogo dove, se non scatta la relazione tra il palcoscenico e la platea, e se la relazione non è empatica, non è attiva, non è reattiva, non vive. Potremmo avere gli attori più bravi del mondo, potremmo avere gli spettatori più colti che ci possono capitare, ma non accadrà. Non è teatro, non è teatro, non accadrà nulla, non sarà una casa, non sarà un ambiente che entrerà nelle nostre vite e che noi potremo abitare. Tanto è vero che per questa rassegna abbiamo pensato a come coinvolgere il tessuto economico e commerciale della città, del paese, proprio perché l'abitudine a consumare a teatro non vale. L'abitudine a consumare a teatro non funziona, se funziona ti lascia insoddisfatto. L'abitudine a consumare a teatro ti rende estraneo all'esperienza del teatro. Allora
andare in un paese per andare a teatro vuol dire anche avere delle indicazioni su dove mangiare, dove bere, dove passare il dopo teatro. In questo caso anche sul dove comprare qualcosa con uno sconto particolare perché sei uno spettatore di quel teatro e quindi sentirti un po' accolto, avere dei punti di riferimento. Quando invece vieni a teatro non hai un telecomando in mano, tenteremo di evitare i dispositivi elettronici o telefonini che siano. Sequestrandoli? No, assolutamente, invitando le persone a dimenticarli per un'ora, un'ora e mezza e soprattutto a in qualche modo cambiare un po' il proprio stile di comportamento, rendendosi conto che lì a 3 metri c'è vita, c'è una persona, come dicevo oggi, una persona umana. Che è una definizione che è la stessa un po' vita così. Anche di chi è seduto sulla sedia, che è la stessa vita, che possono interagire. Questo non è che programma... necessariamente uno deve essere ingessato sulla sedia in platea o in galleria, no. E vedere come se fosse un video, no, quello che sta alla rappresentazione. No, infatti, tanto è vero in questo programma che, se vogliamo, presenta molti linguaggi, molte forme teatrali, molte poetiche diverse, presenta elementi di tradizione ed elementi di innovazione, ma il filo, se lo vogliamo cercare, è un filo proprio di racconto della persona umana, dico persona umana volutamente in maniera tautologica. E poi magari ne parliamo un attimo. Io sono molto interessata, scusa se entro subito così nel dettaglio, lo spettacolo di apertura di Giuliana Musso è La fabbrica dei preti. Tu mi hai un po' anticipato il tema, che è un tema di scottante attualità, no? Anche alla luce di dichiarazioni assolutamente deprecabili da parte di alcuni, sempre che appunto siano state fatte, ma pare di sì, da alcuni religiosi. La fabbrica dei preti, che cosa sviscera? La fabbrica dei preti. Alla luce anche dell'outing fatto da quel monsignore, adesso non so che ruolo avesse, insomma, in Vaticano, molto importante. Beh, penso che lo spettacolo abbia avuto una gestazione circa 3 anni fa e sia uscito, quindi è l'ultimo spettacolo in ordine cronologico per Giuliana come autrice e come interprete, ma è il terzo degli spettacoli che raccontano momenti della vita. Lì, quindi un po' anche fuori dall'attualità come tempi. Lei racconta esattamente questi luoghi. Le fabbriche dei preti cos'erano? Fino agli anni 60-70 i seminari, c'erano i luoghi dove i preti venivano accolti da bambini, quasi da bambini, e venivano formati attraverso l'istruzione scolastica, ma anche poi un'educazione completa. Ed è proprio questo quasi un po' il pedaggio da pagare, no? Per magari tanti bambini che non potevano avere accesso all'istruzione. In più, esatto. Il seminario garantiva l'istruzione. Infatti lei racconta, mette in scena anche questo. Lei prende i panni di 3 anziani preti del nord-est, ormai appunto in pensione dal loro esercizio, che esistono, sono esistiti, 2 sono ancora viventi, e appunto e con loro mette in scena delle vicende che riguardano sostanzialmente l'educazione sentimentale, l'approccio emotivo, la cultura dei sentimenti, diciamo così, che è stata infusa in loro e come questa sia stata per loro fonte di condizionamenti molto interessanti. Perché interessanti? Perché sappiamo quanto la nostra società sia stata permeata dai principi dell'educazione cattolica e di conseguenza i nostri referenti, i preti, ci hanno trasmesso la loro stessa educazione sentimentale, quindi il rapporto con i sentimenti, con i legami, con l'affetto, e quindi nelle relazioni con le altre persone e quindi anche nelle relazioni affettive e in quello che l'uomo è portato normalmente a vivere, che è il trasporto per le persone. Non voglio farti anticipare la trama dello spettacolo, ma che interpretazione emerge, no? Attraverso l'analisi dell'educazione sentimentale di questi 3 anziani religiosi, cioè qual è il taglio che dà Giuliana Musso? Sicuramente è un taglio di eccessiva deprivazione di una completezza, di spirito anche e di vita, proprio quando invece quella vita dovrebbe essere donata all'altrui bene, no?
Dovrebbe anche rappresentare la libertà, no? Dovrebbe essere questo il credo, la libertà, che ognuno possa in qualche modo avvicinarsi al bene, che è un bene che può avere tante facce. Anche perché diciamo che non era propriamente una pedagogia, non era prettamente un approccio pedagogico. E l'attualità di oggi, adesso non voglio, però se si fa un'analisi anche di fronte a certe dichiarazioni, ripeto, assolutamente inaccettabili, assolutamente deprecabili, probabilmente magari hanno radice anche in un distorto approccio educativo, sicuramente un distorto approccio pedagogico. L'utilizzo della punizione, l'utilizzo dell'isolamento e altre cose che sono raccontate, ma non, come sempre Giuliana Musso non fa esercizio di denuncia. Giuliana Musso porta attraverso la sua indagine artistica, fa più che descrivere, scopre, poi attraversa con una sua indagine artistica, quindi si fa responsabile, ma porta in scena dei personaggi e quindi essi stessi sono responsabili della propria storia. Tra l'altro c'è ovviamente bibliografia, ma la cosa interessante è che poi tutti noi, o almeno credo da una certa generazione in su, riconosciamo i contatti con quel mondo che sicuramente abbiamo avuto da bambini, non solo con gli insegnanti di religione, ma anche nei patronati, cioè nei luoghi della socialità che erano normali per le generazioni 60, 80. Sì, insomma. Forse noi siamo anche la prima generazione che si è affrancata, no, da quella, ha avuto gli strumenti, volendo per affrancarsi da quell'impostazione che era quasi un'impostazione obbligata, perché poi il pomeriggio si andava all'oratorio a giocare o nel giardino dei condomini, ecco, però c'era sempre il catechismo, era quasi una tappa obbligata, non si metteva nemmeno in discussione. Poi magari quando siamo cresciuti un po' più grandi, adolescenti o maggiorenni, poi abbiamo avuto gli strumenti per analizzare e decidere poi quale percorso intraprendere. Devo dire che la cosa che più mi ha colpito dello spettacolo è come è riuscita a portare, come riesce a portare teatralmente il continuo conflitto interiore verso una profonda fede, una fede veramente sentita e sincera, con invece una prassi e come si chiama, dei dogmi e dei metodi. Forse è il vero divario che si trova ad affrontare la fede e la Chiesa, no? Perché credo, adesso io non sono un religioso, ma ritengo proprio che questa dicotomia sia alla base, no, del vivere per un religioso, può essere anche per un fedele poi alla fine, no? Tanti poi si dice non sono praticanti perché la prassi non corrisponde più ai tempi. Ma lasciamo la Fabbrica dei Preti, che appunto inaugura questo cartellone il 31 ottobre al Teatro Commisso di Zero Branco alle 21. Io scorro il cartellone César Brie. Sì, César Brie è un incontro a cui teniamo molto. Il passato? No, César Brie non è il passato. César Brie è sicuramente un signore di una certa età che noi consideriamo un maestro internazionale di teatro e devo dire anche di vita. Ricordo che César si porta addosso e porta in giro l'essere esule, dall'Argentina in Italia, poi in Bolivia, poi di nuovo in Italia e oggi con questo lavoro porta in scena insieme a un interlocutore che è un grande burattino una riflessione autobiografica, ovviamente non teatralizzata, di alcuni aspetti della vita di un esule, no? Ma soprattutto anche poi il confronto oggi con questa caratteristica che credo ci ponga delle domande a tutti, cioè che la parola si sostituisce all'azione e alle cose. Quanto oggi noi ci accontentiamo di produrre parole invece che fatti e azioni. Allora la cosa ancora più particolare dello spettacolo è che César Brie chiama a responsabilità gli artisti, se stesso e gli artisti, quasi avessero un ruolo fondamentale in questo processo e nella problematica che questa visione del mondo crea. Perché è vero, lui dice, noi oggi
ci accontentiamo delle parole e poi non, sì, che rischiano non facciamo di essere, nulla. non hanno conseguenzialità, Esatto. quindi sono parole vuote. Come sempre il suo teatro, che è un teatro totale, perché è un teatro sì che usa i testi, ma è un teatro fisico, la parola è fisica, ogni momento, il silenzio è fisico. In questo teatro commisso di Zero Branco penso che sarà un bel incontro, perché c'è una bella relazione di vicinanza, anche se ci sono 300 posti, e quindi potremo cogliere ogni aspetto, sì, del lavoro di César Brie, che per fortuna oggi ha anche in Italia uno status di riconoscimento importante. Infatti questo spettacolo è sostenuto da un teatro stabile italiano. Questa è una grande cosa. Sì. Finalmente sì. Finalmente sì, finalmente sì, gli stabili si stanno rendendo conto che esiste un teatro contemporaneo. Sì, che ci sono degli... Ti hanno contattato per qualche dire, ecco appunto, allora vedi, esiste un teatro contemporaneo, no, non significa però anticonvenzionale. Andiamo avanti, a proposito di convenzione. Indigena Teatro, Sogno di una notte di mezz'estate. Qui abbiamo uno Shakespeare, è un Shakespeare sì, classico. In questo programma noi ci siamo voluti prendere una soddisfazione. Voi sapete che sai che in Veneto abbiamo alcune accademie teatrali, nel veneziano ne abbiamo in particolare 2 di una certa eccellenza, e quest'anno non è un caso, perché sappiamo che di Shakespeare si parla e si parlerà molto. Entrambe hanno prodotto come tesi del terzo anno uno Shakespeare con i loro giovani diplomandi. Infatti abbiamo Giulietta e Romeo anche. Ma quali Shakespeare? Quelli che parlano dei giovani, che parlano dei ragazzi e degli adolescenti, quelli che mettono in scena adolescenti. Quindi Giulietta più Romeo è tratto da Shakespeare. Il lavoro è nato all'interno dell'Accademia Teatrale Veneta grazie a un tutor importante che è Alessio Nardin, che è anche formatore oltre che regista, e porta in scena una decina di giovani, ma parlo di giovanissimi, di grande bravura. C'è ma anche di minorenni? grande... no, minorenni no, perché le accademie nelle accademie passione negli adolescenti sì. Appena arrivano i primi anni di liceo, di scuola superiore. Anni vanno. E anche l'altra scuola, che è la scuola Giovanni Poli a Vogaria di Venezia, quest'anno ha fatto un lavoro su Shakespeare, questa volta però con Il Sogno di una notte. Il Sogno di una notte è proprio la commedia dell'adolescenza per definizione, di là c'è l'amore, di qua anche, ma insomma in maniera un po' più scazzonata. Allora anche lì abbiamo una decina di interpreti scatenatissimi, molto bravi, ma voglio sottolineare, perché in questo c'è molto del nostro impegno, anche 2 esempi di regia di collettivi. Quindi questi 2 spettacoli invaderanno letteralmente il teatro commisso di Zero Branco, perché non si occuperanno solo del palcoscenico, ma useranno l'intero spazio disponibile, e l'abbiamo voluto proporre con una sfida un po' idealista, con l'idea di provare a incontrare i più giovani la domenica alle 6 del pomeriggio con un biglietto speciale. Vediamo se qualcosa riusciamo a ottenere, perché è chiaro che oggi proporre teatro a un adolescente, un 14enne, un 16enne, un 18enne, ci manca il lessico, cosa vuol dire? Cioè non abbiamo il linguaggio, non sappiamo come. Il teatro, quello diciamo degli adulti. Ma anche però la parola. Se è interpretato dai ragazzi, ecco che allora c'è una... E allora noi pensiamo che questo essere tra pari forse potrebbe aiutarci a invitarli a provare, magari poi non. Ma pensiamo che se vengono poi magari restano. Sì, perché adesso do spazio colpiti. alla pubblicità, però io noto che ci sono di giovani appassionati. Sarebbe bello coinvolgere tutti i giovani in questa forma di spettacolo, che poi è un divertimento. E di espressione, perché il teatro non è estremamente divertente. È divertentissimo, divertente. Però c'è ancora questo stigma che faccia dormire sia cose per gli intellettualoidi snob. Torniamo subito dopo la pubblicità, tra pochissimo, grazie.
Siamo tornati in studio, parliamo di teatro con Cristina Palumbo che è qui a raccontarci un cartellone teatrale di teatro contemporaneo, quello fuori dai classici circuiti, questa volta il teatro commisso a Villa Guidini e Zerobranco tra la provincia di Treviso e quella di Venezia. Stiamo un po' percorrendo il cartellone, si parlava prima di andare in pubblicità di queste due rappresentazioni legate ad opere di William Shakespeare fatta dai ragazzi di due accademie teatrali quotate veneziane, dove i ragazzi invaderanno non solo la scena e il palcoscenico, ma in qualche modo invaderanno l'intero teatro, e c'è anche la scommessa di portare sempre più giovani a teatro, perché vogliamo ribadirlo, il teatro fa divertire, però c'è ancora questa idea che il teatro si dorma, no? Si sa poco che il teatro è divertente. E allora, invece, lo stesso... Credo che la stessa struttura del teatro commisso sia una location divertente, contemporanea, meno altisonante, quindi che attira. Penso sempre, io ogni volta che ti incontro penso al Teatro Villa dei Leoni di Mira, no? Che è stato uno dei primi teatri informali e ancora ha un suo perché, sicuramente, ha un suo fascino. Ogni volta che entro effettivamente è un teatro laboratorio, mi dà sempre questa idea, no? Di un lavoro in fieri, niente di ingessato. Sabato 16 gennaio Roberta Biagiarelli, figlie dell'epoca. Donne nella Grande Guerra, un omaggio al centenario? Sì, ma no, anche se è facile assimilarlo, nel senso che Roberta Biagiarelli, non so se ricordi, è questa artista molto particolare, marchigiana, che si è sempre occupata di zone di guerra, è ambasciatrice culturale di Srebrenica, la guerra degli ex Balcani, praticamente lei è quasi una cittadina, ma nel caso della Grande Guerra il suo incontro è stato proprio rendendosi conto di non saperne niente. E quindi con la sua amica regista drammaturga, che è Simona Gonella, che è un'artista che insegna, non so, alla London Academy, così, a Milano, hanno cominciato ad indagare intanto cos'è stato, e si sono imbattute nel grande congresso dell'AIA, dove le donne di tutto il mondo nel 2015 anche stamattina è successo, nel 1915 si sono riunite per fortuna siamo nel 2015, non nel 1915, parlo dell'Italia. Si sono riunite per ragionare di cosa potevano fare le donne per la pace, ma nel 1915, quando venire dagli Stati Uniti all'AIA non era esattamente una cosa, mi prendo l'aereo e vado, e così ci furono 1800 donne. Questo episodio molto importante in realtà non era molto visibile, non era molto conosciuto fino a un po' di tempo fa. Gli ho dato lo spunto appunto per andare a scoprire delle storie di queste donne. Ci sono storie di donne australiane, inglesi, americane, francesi, e anche l'unica italiana che andò, che era una sartina milanese, Rosa Genoni, che poi fu una delle prime firme del sistema moda, come si chiama ora, italiano. È incredibile la storia di Rosa Genoni, perché è una donna che allora aveva una visione del mondo e della propria vita di una grande autonomia, di una grande anche darsi delle opportunità. Ecco, quindi ne è uscito uno spettacolo che parte dalla vita di un artista che si rapporta con le zone di guerra e arriva appunto alle donne che durante la guerra, ma non solo alle crocerossine, alle donne ma soprattutto alle donne che hanno creduto di poter avere e dare delle opportunità. Quindi ne è uscito uno spettacolo di genere, nel senso che parla dell'acquisizione dei diritti, di molti dei diritti che poi per fortuna abbiamo acquisito. E spero che non ci dimentichiamo, e che potrebbe essere la vera molla. Altra questione di grande importanza. Io credo in alcune aree del mondo che potrebbe essere la vera molla di integrazione e riappacificazione. Riappacificazione e anche di opportunità di sviluppo. Sì. E quindi forse i fenomeni dell'immigrazione, delle guerre potrebbero avere uno stop. Cioè, io credo che le vere bombe che blocchino le guerre potrebbe essere veramente una coalizione delle donne
Poi non lo so quanto è possibile. La donna è capace di mobilitarsi, sì. È anche vero che siamo ancora molto ostacolate in molti ambiti e in molti settori. Sì, e non è facile, non lo è, però non è facile stravolgere certe culture che sono ecco, questo radicate. Spettacolo restituisce proprio alle persone, non sto dicendo le donne, così una voglia di impegno quasi personale in questi temi che, ripeto, sono di grande urgenza per tutti noi ora, che sono quello delle pari opportunità, che non significa solo donna-uomo, no. Appunto, come dicevi tu, della pace, cioè cos'è veramente la pace? È una pace economica, finanziaria? Cioè, pari opportunità, io intendo che ciascuno di noi che fisiologicamente ha una predisposizione tiri fuori il meglio di sé, quindi nella pace credo che, nella pacificazione credo che la donna possa avere, vuoi perché è madre, non lo so, possa avere un elemento più naturale verso il compromesso e quindi poter fare anche ragionare gli uomini. La mediazione, sì. E verso anche quella che si chiama la condivisione. Poi ha un maggior valore della vita, credo che... Sicuro, il valore della vita in una donna è chimico, direi. È brava, e quindi chimica. Questa chimica abbinata alla chimica maschile, Infatti, che sicuramente ha degli elementi altrettanto positivi, possono essere determinanti a disinnescare questa polveriera che, insomma, che sta avvenendo a pochi dietro casa, perché non è tanto lontano. No, infatti, tutti questi lavori, tutti quelli di cui abbiamo parlato, hanno un'altra connotazione, ed è quella di portarci questioni serie, ma con una lievità, anche con una possibilità di farci la risata, con ironia, con una possibilità di pensare lievemente. È una cosa seria che credo sia importante da dire e che si aggancia a quel discorso del cos'è l'esperienza del teatro. Che il teatro diverte, esatto. È un po' come le favolette, no, di Fedro ed Esopo, che ti raccontavano omiuzus legoi, no? Ti dicevano le verità, però in maniera leggera, infatti, divertente, lieve. Che poi ti contagiano in qualche modo, modo ti restano addosso. E ti fanno anche sorridere. Esatto, e anche figlie dell'epoca, che proprio vuole dire le figlie di quell'epoca, ha questa capacità ed è un prodotto teatrale che in realtà è legato a un progetto più ampio poi di relazione e disseminazione. Siccome stiamo concludendo il nostro spazio a disposizione, poi avremo il 6 febbraio Volpone, ovvero l'Avaro, anche qui un'altra interpretazione fatta sempre con la regia di Alessio Nardin, dall'Avaro di Carlo Goldoni, poi Fratelli della Via, Mio figlio era come un padre per me. Sì, allora questa è la terza generazione dell'imprenditoria veneta, cioè non sono i figli degli imprenditori, ma sono i figli dei figli. I Dalla Via sappiamo che sono bravissimi nel portare il radar, proprio nel fare la radiografia alla società in cui vivono, visto dal punto di vista della generazione dei trentenni, no? Che è una generazione che insomma ha i suoi problemi, sì, e gliene abbiamo lasciati in eredità molti, e loro lo sanno. Anche perché non abbiamo autori, lasciato gli strumenti per risolverli. Appunto, sono autori, ma scrivono teatro in dialetto vicentino ed è veramente un'esperienza. Sono molto divertenti, ma anche molto crudeli. E lo scoprirete solo venendo, perché quello è un vero thriller. Bene, con questa suspense io voglio farti una domanda finale. Si parla di teatro, tu sei sempre occupata di teatro non convenzionale, di stagioni costruite andando a cercare qua e là nelle compagnie, nelle accademie che non sono nei circuiti quelli blasonati. La riforma, no, il fatto che ci sia il teatro nazionale, eccetera, eccetera, si dice che penalizzi pesantemente il teatro indipendente, anche se chi l'ha varata dice no, anzi si possono mettere insieme e possono assurgere a spazi più importanti. Un tuo commento? Si stava meglio quando si stava peggio? No, non si stava meglio quando si stava peggio, perché adesso c'è la possibilità di individuare le sacche vuote, gli sperperi. Però devo dire che sono totalmente contraria a un sistema centralizzato, che vuol dire grossi e pochi poli, che prendono tutti i finanziamenti, a cui è deputata la responsabilità della cultura di un territorio. Non credo assolutamente che in Italia questa visione della nostra società sia sufficiente. C'è un rischio di omologazione di tutte le stagioni?
Beh, poi lì dipende da chi dirige questa istituzione, certo, però... per cui no, diciamo che schematizzare, polarizzare è sempre qualcosa per cui hai un grande, perdi per strada moltissime opportunità. Io ringrazio Cristina Palumbo per questo suo contributo, per l'opportunità di farci parlare di teatro, che è una mia passione, forse i telespettatori l'avranno capito. Subito dopo la pubblicità, un altro ospite, un altro argomento. Grazie.